Corrado Callegari, prima il Veneto. Grazie, grazie Callegari. Corrado Callegari, prima il Veneto. Secondo lei l'opinione pubblica in questa fase è consapevole di quello che sta accadendo o viene un po' anacquata la situazione? Non penso, perché come nel passato è stato dato fiducia a Salvini a suo tempo, quando in campagna elettorale sparava sui 500.000 rimpatri che lui avrebbe fatto, raccontando delle cose che non sono possibili, non sono vere, la Meloni ha fatto il suo successo alla campagna elettorale sui blocchi navali. Quello di oggi al Consiglio europeo io penso fosse una cosa scontata, perché lei è andata là per chiedere il ricollocamento dei profughi che arrivano qua, ma come diceva Chieregato, gli altri paesi ne hanno anche di più, quindi è impossibile pensare una cosa del genere. Ha ottenuto di avere un po' di più soldi per andare a trattare con la Tunisia, ma con la Tunisia che cos'è che va a trattare? Dà i soldi al presidente tunisino, il quale farà come ha fatto Gheddafi a suo tempo, e con i soldi avuti da Berlusconi, crea dei campi di concentramento e blocca i profughi su quelle aree là. Qua il problema è molto più grande, molto più complesso. Bisognerebbe che l'Europa andasse a intervenire a livello di Africa e cercare di capire che cosa sta succedendo, ma non solo anche là, ma anche in una parte dell'Asia, visto che molti profughi arrivano anche dai Balcani, perché noi ci fermiamo sempre sul fatto della Sicilia, ma a frotte ne arrivano anche dall'altra parte, ne arrivano di più. Questi sono più eclatanti perché li vedi arrivare con le barche, ma di là ne arrivano di più. E quindi qua o si fa un ragionamento quasi anche internazionale, perché bisognerebbe andare a bloccare anche questi giri di clandestini governati dalle mafie che guadagnano un sacco di soldi e che dopo riciclano questi soldi anche in altre faccende. Quindi diciamo che il teatrino che si è visto oggi in Europa diciamo che veramente fa venire l'acqua alle ginocchia. Non è più accettabile subire e sentire queste cose qua, insomma, perché ripeto, anche la Meloni, ho fatto l'accordo con la Tunisia, ma 15 anni fa l'aveva fatto Berlusconi con Gheddafi, che gli aveva dato soldi in contanti perché questo facesse i campi di concentramento in Libia. Adesso lei vuol fare la stessa cosa con la Tunisia, ma se fa l'accordo con la Tunisia, dopo questi parte dalla Libia, se mi parte dalla Libia parte dall'Egitto, se mi parte dall'Egitto parte da altri paesi, quindi non cambia assolutamente niente. O si fa un qualcosa di incisivo partendo a monte e non a valle, se no la situazione non cambia e sarà sempre peggio, perché, come è stato detto precedentemente, adesso sono ancora pochi quelli che si stanno spostando, c'è il rischio che si spostano centinaia di migliaia di migranti, per dopo creare quelle condizioni che si sono viste adesso a Parigi, perché quando si insediano tutte queste comunità diverse, dove c'è degrado, dove c'è diciamo che la città ne subisce, soprattutto nelle periferie, succedono questi concentrati di agglomerati di persone, e con quello che poi può succedere a Roma, a Primavalle, e adesso anche giù dove era a Napoli o in altri posti, insomma. Grazie Callegari. Questi progetti riguardanti i migranti si sono infranti proprio con due presidenti dell'Ungheria e della Polonia che ha sempre in qualche modo, di cui ha sempre incensato i meriti, no? Sono i paradossi, ma anche quello che succede in politica. Callegari, rispetto a questo... Vabbè, allora, innanzitutto il discorso del MES, Chieregato qua l'ha spiegato benissimo come funziona il meccanismo. Il fatto di quello che sta tentando di fare la Meloni in Europa è una cosa ridicola, perché lei adesso sposta sì la firma, ma dovrà firmarla, perché il nostro paese non ha più un'autonomia economica sovrana, perché dei 2.800 miliardi di debito pubblico che abbiamo, 700 sono in mano a istituzioni estere. Voglio ricordare che nel 2011 il governo Berlusconi è caduto perché
Sarkozy e la Merkel hanno dato ordine alle banche francesi e tedesche di non rinnovare i titoli di Stato nostro per 150 miliardi di euro, perché ha dato disposizione, in 3-4 mesi non hanno rinnovato i titoli di Stato nostri in scadenza, e questo ha comportato il famoso spread che nessuno prima aveva mai sentito parlare, dove chi diceva che 500 punti base sembrava una cosa enorme. Sì, perché lo Stato italiano, per piazzare i titoli di Stato, era costretto a immetterli nel mercato con dei tassi di interesse altissimi. Voglio ricordare, tra le altre cose, che tutti i governi comunque, quando adesso il buon Palasgo dice ma allora cosa vado a votare? È una domanda che ci dobbiamo fare, perché pensate solamente che lo Stato italiano ogni anno deve pagare 70 miliardi di interessi sui titoli di Stato. Questo vuol dire che chiunque va al governo, per qualunque manovra finanziaria vada a fare, è ingessato, perché solo 70 miliardi sono dedicati a questo. Per ultimo dico anche gli ultimi titoli di Stato che sono stati emessi e che hanno parlato come se fosse un gran successo, i BTP valore, sono stati piazzati dal 3,5 al 4% col tasso di interesse. Per chi conosce un attimo il mercato della redditività finanziaria capisce che sono dei tassi altissimi. È quello che gli italiani hanno fatto bene andarli a comprare, ma fra 3-4 anni lo Stato italiano dovrà restituire questi soldi con gli interessi. Mi pare abbia emesso 18 milioni di euro di titoli di Stato. Pensate cosa vuol dire con il 3,5%, vorrà dire restituirne il 20-21 milioni di euro a chi li ha investiti. E pertanto non abbiamo in questo momento qua soluzione, o meglio, io una soluzione ce l'avrei, ma me la tengo nel cuore, è quella bandiera che lei ha messo lì fuori, ma non con l'autonomia. Io sono per l'indipendenza.